dal Friuli Venezia Giulia. Parlerò prima di Friuli Venezia Giulia, poi parlerò anche di Slovenia nella prossima puntata e poi parleremo di vitigni della zona. Se vi fa piacere questo programma per le prossime 3-4 settimane, ditemelo pure, datemi l'ok, o se volete approfondire qualcosa avete tutto il tempo di farlo. Vi ho già detto in anticipo di cosa si parlerà. Ma il Friuli dove sta? Il Friuli, chiaramente è l'angolo nord-est dell'Italia, è una terra di confine e sono terre, il Friuli e Slovenia, sono terre che sono divise solamente da una linea immaginaria di confine. Le zone vinicole, anche qua, sono state divise spesso per motivi politici tra Gorizia e Udine, anche se il territorio è molto simile, molto uguale, cioè i confini sono politici ma non sono geologici. Chiaramente il vino segue il territorio e il clima, andrebbero fatte delle valutazioni diverse, però questo è un discorso abbastanza complesso, ci vorranno un po' di generazioni per arrivarci, credo. Vabbè, comunque andiamo avanti. Io dico che sono terre di confine, terre che spesso i confini sono labili, sono cambiati durante la storia, perché se ci pensiamo, io ho conosciuto vignaioli, ho conosciuto persone che dall'inizio del Novecento hanno avuto 4 passaporti: Impero Austro-Ungarico, Italia, Jugoslavia e Slovenia, lasciando perdere il discorso del territorio libero di Trieste, che è un discorso un po' complesso che comunque non c'è più. Tutte queste zone qua sono zone evocate alla produzione vitivinicola. I paesaggi si assomigliano, sono aspri, l'agricoltura in alcuni punti è difficile, ma in passato l'agricoltura è l'unica fonte di sostentamento e tuttora è la fonte di sostentamento per tantissimi. È un viaggio quello che vi farò fare virtuale, parlandovi, iniziando appunto dal Friuli Venezia Giulia, parlando delle varie zone, le varie DOC o DOP, le DOC, denominazione di origine controllata. In Friuli ce ne sono varie, ci sono 3 DOC generali, la DOC Friuli, la DOC Prosecco, la DOC Friuli comprende il Friuli, la DOC Prosecco è con il Veneto e sempre con il Veneto la DOC Tre Venezie, che prende anche una parte della provincia di Trento. Questa nasce più che altro per il Pinot Grigio, la DOC Tre Venezie. E poi ci sono 8 zone DOC solo friulane, più la zona DOC generale, DOC Friuli appunto. Una cosa, nella zona DOC Prosecco, la DOC Prosecco ha una sottozona che non ci crederete mai, ma è Trieste. Prosecco DOC Trieste, perché il Prosecco, la glera, nasce a Trieste. C'è anche un produttore che sta facendo un grandissimo lavoro, ci sono un paio di produttori che producono glera a Trieste, ma c'è uno che sta facendo un grandissimo lavoro che è Sandy Skerk. Provate a assaggiare la sua bollicina rifermentata, la sua glera rifermentata. Allora, oltre le 8 DOC, delle quali vi parlerò adesso, ci sono 4 di OCG. Delle 4 di OCG, una dedicata al Picolet, una dedicata al Verduzzo di Ramandolo e una dedicata al Rosazzo Bianco. La quarta è una DOCG che si dice interregionale perché è in coabitazione con il Veneto ed è la parte bassa della provincia di Pordenone e si chiama Lison DOCG, dedicata al Tai, al Tokai friulano, che ormai non si chiama più Tokai friulano, cioè la barbatella si chiama ancora Tokai friulano, però non si può nominare la parola Tokai nell'etichetta della bottiglia, quindi per comodità si usa dire Tai. Nella zona di Lison, per la maggiore, si dice Lison, che si sa benissimo che è il Tokai. Partendo dalla provincia di Pordenone, ma non prende solo la provincia di Pordenone, ma anche una parte della provincia di Udine, e non solo, la parte della provincia di Udine, scusate, c'è la DOC Friuli Grave, il territorio cosiddetto delle Grave, no? Che sono attraversate dal fiume Tagliamento, dove il terreno è di origine alluvionale, prevalentemente sassoso, ghiaioso. Una zona che negli ultimi anni è storica la zona, ma si è dedicata alla produzione, alla grande produzione, alla quantità piuttosto che alle qualità. Secondo me in questa zona sono molto interessanti i vini rossi, ma ormai dominano tutti i vitigni bianchi atti alla spumatizzazione, Pinot Grigio, Ribolla Gialla e Glera, tutto dovuto al boom del Prosecco appunto. Da dire che nella zona, nella zona del Friuli Grave, c'è la città di Rauscedo, che fa parte del comune di San Giorgio della Chinvelda, dove si è sviluppata la produzione e l'esportazione di barbatelle,
diventando uno dei centri mondiali più importanti per questa cosa qua, per la sperimentazione, la produzione di barbattelle, per i piwi e per tutta un'altra serie di cose. Spostandoci c'è anche la DOC Lison Maggiore. Diciamo che è una DOC di ricaduta, però non è proprio così. È una DOC interregionale con il Veneto. I comuni di Chion, Scordovado, Pravisdomini, Azzano Decimo, Mossano Tagliamento e Sesto Arregheno, se non erro, sono compresi in questa DOC, sono tutti comuni della provincia di Pordenone. Qua siamo a sud. Adesso spostandoci verso est, attaccato abbiamo la DOC Friuli Latisana, che riguarda il comune di Latisana e i comuni limitrofi, quindi siamo sotto l'abitato di Codroipo fino che si arriva a Lignano. Questa è una zona caratterizzata da terreni sabbiosi e argillosi, dove si coltiva soprattutto uva bacca rossa, anche se chiaramente anche qua non mancano uva bacca bianca. Il clima chiaramente beneficia della vicinanza del mare, con estati ventilate e poco umide inverno, dove raramente si scende sotto i 0 gradi. La Bora qui si fa sentire i suoi benefici, togliendo questi ristagni di umidità tipico di queste regioni pianeggianti vicino alla laguna. Sempre andando verso est troviamo la DOC Friuli Agna. Qua siamo nella parte meridionale della provincia di Udine, vicino alla laguna di Marano. Alla fine il clima è molto simile il territorio alla vicina DOC Latisana. La zona si chiama così perché è attraversata la vecchia strada consolare via Agna, che è stata costruita dal pretore romano Tito Annio nel 131 a.C. per collegare Aquileia con Iulia Concordia, quindi Concordia con Aquileia, per arrivare ad Adria, in provincia di Padova. La presenza di vigne qua è confermata da un catasto napoleonico dei primi anni del 1800, quindi che per il Friuli vi garantisco che è una zona abbastanza storica. Spostandoci ancora oltre troviamo la DOC Friuli Aquileia, quindi la DOC che corrisponde a tutti i comuni limitrofi al comune di Aquileia. Allora, anche qua il terreno è abbastanza simile, però la zona è importante per la produzione di vino, tanto che ad Aquileia c'era il porto romano e negli scavi archeologici sono stati trovati numerose anfore dedicate chiaramente alla conservazione e al trasporto del vino. Nell'antichità il vino veniva conservato in anfore e in botti di legno. La zona interessante qua è Scodovacca, è la zona attorno, quindi siamo attorno a Villa Vicentina, in particolare il borgo che si chiama Casa Modena, dove si dice che siano le zone migliori per la produzione del refosco al peduncolo rosso, che è il fiore all'occhiello dei produttori di questa zona qua. È un vino diffuso in tutta la regione, ma che in questa zona trova espressione legata alla sua storia. Il Puccinum, che poi è diventato Racimul Fuscus, che porta l'attuale nome, era un vino romano. Il refosco ai tempi romani era chiamato Puccinum. All'interno della denominazione ci sono vari produttori interessanti. Io segnalo un produttore, secondo me, il più bravo di tutti, Denis Montanar, produttore di stampo naturale, legato al consorzio AAA, uno che si è fatto le ossa e i suoi vini parlano di territorio, parlano al cuore proprio. Complimenti. Spostandoci troviamo la DOC Friuli Zonzo. Qua ci spostiamo in provincia di Gorizia, attorno al fiume Isonzo. Qua i terreni sono pianeggianti e sono resi fertili dal fiume, dall'Isonzo. Voi direte perché? Perché i fiumi portano verso valle sassi, detriti e tutto quanto portano, e queste diventano zone dove si hanno belle acidità e si riescono a ottenere buoni vini. No? Questo è un altopiano alla fine che scende dal Coglio e va fino, dal Coglio e dal Carso, praticamente va fino verso il mare Adriatico. Due sottozone geologiche sono definite qua, sono pochi le utilizzano. Comunque a nord abbiamo le rive alte, quindi a nord del fiume abbiamo le rive alte ricche di argille nobili in pasta con ghiaia rossa, e a sud le rive giare, terreni calcarei e ghiaie bianche, con la presenza di sabbie che vengono portate dal vicino mare, chiaramente. No? In queste due sottozone ci sono
vitigni selezionati per costanza qualitativa più che altro. Ecco, qualcuno utilizza la zona Rive Alte, in quella zona abbiamo produttori di elevata qualità, aziende come Borgo San Daniele, Bressan, Ferlat, Murva, San Lorenz, Vie di Romans. Anche qua si trova la vecchia cantina di tenuta di Erma, la storica cantina, poi si trova la storica cantina tenuta a Villanova, abbiamo l'Isneris e Ronco del Gelso, quindi tutti all'interno della DOC Isonzo. Poi qualcuno ha anche terreni in DOC Coglio, ma quello è un altro discorso. Avendo parlato di queste 3 zone, non ci resta che parlare delle 3 zone più importanti, ovvero Colli Orientali del Friuli, dove parleremo anche di terroir, che sono la provincia di Udine, all'interno della quale ci sono 3 DOCG, ma quindi questo gli dedicheremo una puntata a parte la prossima settimana, perché di Colli Orientali del Friuli ce n'è da parlare un po', sinceramente. Abbiamo il Coglio Goriziano, quindi il Coglio della provincia di Gorizia, e anche qua da parlare ce n'è, vediamo se riusciamo in una puntata unica a fare Coglio e Coglio Orientali, anche perché meriterebbero. Più che altro adesso magari parliamo del Carso, che si estende dalla parte di Sagrado della provincia di Gorizia, circa quella zona lì, fino a Trieste. E questo qui veramente lo metto qua perché Coglio e Colli Orientali sono simili come territorio. Il Carso è diverso. Il Carso è una terra dura a lavorare, rocciosa, proprio pietra, il paesaggio è vario, presenta ambienti con vegetazione diversa, è tutto fatto di piccolissimi appezzamenti che sono piani o inclinati. Questa è la parte verso il mare. La vite qua è presente veramente da millenni e alla fine in questa zona si coltivano praticamente il grosso è fatto da Vitosca, da Malvasia, che si chiama Malvasia istriana, anche se non si può mettere istriana per motivi normativi, e Terrano. La zona è caratterizzata da superfici rocciose, appunto, da aspetto spoglio, con rocce. Chiaramente non è facile lavorare. Poi il Carso è ricco di grotte e di caverne, quindi queste contribuiscono a far defluire l'acqua piovana. Infatti una delle maggiori caratteristiche del Carso è la scarsità d'acqua in superficie, che viene però trattenuta dalla terra rossa, perché alcune zone sono terra rossa mescolata a, soprattutto la parte verso la Slovenia, si definisce terra bianca e terra rossa, la parte più verso il mare è più terra bianca, e poi vai verso il Breg, che è la zona che sta al confine, che si chiama, poi ne parleremo anche quando parleremo di Carso, di aziende, parleremo di cos'è il Breg, e la terra invece verso la Slovenia, proprio in Slovenia, è terra rossa. Il clima qua è tra Mediterraneo e prealpino, le temperature medie sono sui 12 gradi e mezzo, le precipitazioni sono circa dai 1000 ai 1400 mm, con una zona che va chiaramente, come ho detto, spesso in deficit idrico, spesso c'è la bora che frusta a oltre 100 km orari e aiuta a prosciugare il terreno, e questo è un vantaggio perché asciuga la vite, aiuta a portare via le malattie, diciamo a pulire l'aria, ecco, no? Nella parte slovena il Carso arriva a 270 metri sul livello del mare, la parte italiana chiaramente meno. Spesso i vigneti, che sono come ho detto di piccole dimensioni, sono circondati da muretti a secchio e da boscaglia. La qualità delle uve, qua si cerca la qualità massima delle uve, come ho detto, la vitivinicoltura è eroica, e se avete occasione dal mare fatevi un giro in barca sulla costa di Trieste, guardate il Carso, lo spettacolo è unico. I vini prodotti in questa zona sono veramente identitari, ma identitari della zona, ma anche del produttore. Io la definisco, e non ho paura a dirlo, per mentalità, attenzione, per mentalità.
la zona più borgognona d'Italia. Chi ha capito la filosofia borgognona in Italia, secondo me, la zona che l'ha capita meglio di tutti è il Carso. C'è ancora tanta strada da fare, i produttori, soprattutto nel Carso italiano, sono tutti giovani, aziende giovanissime, abbiamo Zidaric, abbiamo Scherk, nella zona di Prepot abbiamo Peter Radovic, giovane vignaiolo bravissimo, la stella del Carso, l'ho definita io, stella nascente sul Carso. Poi abbiamo un grande maestro sul Carso, un maestro di vino, come lo definisce qualche produttore, ovvero Paolo Vodopives, con la sua Vitosca, quello che ha promosso la Vitosca, Matej Skerli, poi scendendo abbiamo ancora Rado Kociancic nella zona del Breg, abbiamo ancora Martin Merlak, questi per rimanere un po' in Italia. Poi in Slovenia abbiamo altri produttori di quali parleremo. Tanto vi saluto, la prossima settimana ora Coglio e Coglio orientale del Friuli perché sono molto simili e vi auguro buon weekend. Ciao a tutti!